Le attività del comune di Udine saranno svolte sempre più spesso in lingua friulana, ci saranno più cartelli stradali in lingua e l'ospedale distribuirà un kit per insegnare il friulano ai bambini. Il servizio di Rita Micoli. Cartellonistica turistica e museale in friulano a Udine, oltre che in italiano e inglese, perché chi arriva in città capisca subito che è la capitale del Friuli ed è una città bilingue. È uno tra i primi interventi previsti dal protocollo siglato tra Palazzo d'Aronco e Arlef, Agenzia per la Lingua Friulana. Cercheremo di garantire una presenza della lingua friulana proprio visibile, sia per esempio nel sito internet, nella modulistica e come dicevo anche nel bilinguismo visivo, che è molto importante perché chi arriva in città possa vedere che esiste anche la lingua friulana, che si parla, che è presente, che è viva e che le istituzioni lavorano per la sua promozione. Per il sindaco di Udine Pietro Fontanini dobbiamo prendere esempio da Bolzano e Aosta, capitali del bilinguismo in Italia. In Europa Cardiff, in Galles, Bilbao e San Sebastian nei Paesi Baschi mostrano una presenza pervasiva della lingua minoritaria. Fondamentale la comunicazione istituzionale attraverso il sito e la modulistica per i cittadini, perché una lingua minoritaria che viene utilizzata estensivamente dall'amministrazione viene percepita come importante, dice Cisilino. Quindi la lingua parlata in famiglia e studiata a scuola deve trovare sempre più spazi, cosa che succederà anche grazie all'accordo con l'ospedale di Udine, dove ai neogenitori verrà fornita una valigetta con tutto il materiale utile per utilizzare fin da subito il friulano con i figli ed orientarsi nell'offerta culturale in Marilenghe.